Al via il 13° congresso della CISL del Veneto. Ricomponiamo il lavoro, il titolo quanto mai evocativo della 2 giorni che si tiene in Fiera a Padova. Noi siamo arrivati con un'analisi molto chiara della situazione, di un lavoro che si è indebolito, frammentato nel corso degli anni a causa dei cambiamenti, ma siamo arrivati anche con delle proposte concrete anche per il territorio veneto che possono permetterci di costruire un futuro con una prospettiva positiva. E quindi abbiamo parlato e parleremo di lavoro dei giovani, di come dare spazio e valorizzazione ai giovani nel mondo del lavoro, di come promuovere il lavoro delle donne, che è stato veramente messo in difficoltà dalla pandemia, di come costruire anche una forma intelligente di programmazione dell'immigrazione, perché di immigrati oggi abbiamo bisogno. Un congresso che prende il via in un frangente storico complicato, con venti di guerra che soffiano impetuosi da est. E proprio all'emergenza legata ai profughi provenienti dall'Ucraina è legata l'iniziativa lanciata dal sindacato. E noi abbiamo preso parte a favore del popolo ucraino per permettere anche a tutti gli ucraini e le ucraine che sono in Italia o che arriveranno di usufruire in maniera agevolata dei nostri servizi. Abbiamo deciso come comitato esecutivo della CISL del Veneto che per il 2022 le ucraine e gli ucraini presenti in Veneto saranno soci onorari della CISL. Un momento d'incontro per i 380 delegati in rappresentanza degli oltre 400.000 iscritti per sostenere con un patto forte la ripartenza del paese e del territorio. Non è il momento questo dei conflitti, delle contrapposizioni. Qui è il momento in cui bisogna trovare punti di contatto, punti di condivisione, perché oggi bisogna salvaguardare il lavoro e salvaguardare le imprese, salvaguardare la nostra comunità territoriale, e questo si fa solo mettendo insieme le energie.